Per la quarta giornata di recupero nel girone di ritorno sul campo di Via Vermiglia, il Calcio Padova femminile ospita il Marconi in una partita molto importante, visto che se le biancoscudate dovessero vincere agguanterebbero il quarto posto in classifica, distanziando ancora di più il Marcon, che ha un punto di svantaggio da recuperare sul Padova. E parte meglio la formazione di Zio, c'è questa occasionissima al 22esimo minuto che capita sui piedi di Aurora Favaro, che però non inquadra la porta tu per tu col portiere. Risponde il Marcon con la punizione di Malvestio che sfiora il palo, ma ancora Padova con Peruzzo che lavora bene questo pallone sulla sinistra. Serve poi Fabruccio, il tiro dalla distanza è molto insidioso ma sfiora la traversa. Si arriva nel secondo tempo, calcio di rigore per il Marcon. Il fallo è di Pettenuzzo su Vanin dal dischetto. Stefanello non tira benissimo ma riesce a segnare, aveva intuito Donà non riesce a bloccare il pallone, così al 19esimo minuto il Marcon si porta in vantaggio. Rivediamo il calcio di rigore che Donà non riesce a prendere, quindi Marconi in vantaggio 1-0 sul Padova che prova a reagire, ma ancora un secondo calcio di rigore. Questa volta tira molto meglio Stefanello, che timbra così la sua doppietta al 29esimo minuto della ripresa. Anche qua c'era quasi arrivata Martina Donà, ma non è riuscita a prendere il pallone, si fa quindi durissima per il Padova che prova la reazione con Saggione. Il tiro dalla distanza è alto, ma guardate al 79esimo che gol che realizza Saggione sulla punizione di Sarain, veramente un gol molto bello che ridà speranze al Padova. 2-1 per il Marconi. Il Padova ci prova in tutti i modi ma riesce solo a collezionare qualche azione confusa. Non è giornata per le biancoscudate che rimangono anche in superiorità numerica, ma solo negli ultimi 2 minuti per questa espulsione di Battaiotto. Finisce 2-1 quindi per il Marcon, fallisce l'aggancio al quarto posto il Padova, che adesso godrà di un ulteriore turno di riposo e tornerà in campo domenica 17 aprile per affrontare sempre in casa la Grifo Perugia.